speciale vi porto nel primo comune in Italia che ha adottato il limite di 30 km/h nel territorio cittadino. E partiamo subito con un sorpasso su linea continua. Ovviamente io sto cercando di attenermi al limite dei 30 km/h per constatare effettivamente se sia o meno più sicuro viaggiare con un limite di velocità così basso nel territorio urbano. Però fin dagli istanti iniziali di questo video abbiamo compreso che la cittadinanza non ha digerito poi così tanto questa nuova norma imposta nella viabilità del comune di Olbia. Ebbene sì, siamo a Olbia, ridente cittadina della costa nord-orientale della bellissima Sardegna, e a metà del 2021 l'amministrazione comunale di Olbia è stata la prima in Italia ad aver imposto il limite di 30 km/h su tutte le strade dell'ambito urbano del territorio comunale. Intanto prestando più attenzione al tachimetro ho notato che ero alla bellezza di 45 km/h, quindi devo assolutamente riadeguare la velocità. In questo momento siamo su Viale Porto Istana, nella località di Murta Maria, frazione del comune di Olbia. Questa strada porta in una delle spiagge più belle di tutto il territorio della Gallura, ma anche di tutta la regione, e ovviamente hanno imposto il limite dei 30 km/h. Diciamo che se osservate le condizioni della strada, molto probabilmente l'amministrazione comunale doveva preoccuparsi di altri piccolissimi dettagli prima di implementare questo tipo di misure. Ad ogni modo, sono già più di 2 anni e mezzo che nella città di Olbia vige il limite di 30 km/h ed è notato sia la segnaletica verticale sia la segnaletica orizzontale presente lungo la strada. E oggi ci facciamo un piccolo giro nel territorio comunale per constatare se sia effettivamente più sicuro viaggiare con un limite di velocità così basso e se la cittadinanza sia stata in grado di recepire questa nuova norma appunto in questi 2 anni e mezzo. Quindi siamo nella località di Murta Maria, in questo momento siamo sulla strada statale 125 orientale sarda, chilometro 307. Tanto devo riadeguare la velocità, ero quasi a 40 km/h. La prima cosa che notiamo è che è semplicissimo oltrepassare i 30 km/h, è una cosa praticamente non voluta e perciò prendere multe e contravvenzioni risulta piuttosto semplice. Adesso stiamo per uscire dall'ambito urbano della frazione di Murta Maria, ma ancora non possiamo accelerare perché non abbiamo ancora incontrato il segnale di fine. Però vi devo dire che sono già a 43 km/h, ho delle macchine dietro molto vicine e mettono quasi ansia, quindi è veramente difficile poter procedere a 30 km/h. Comunque abbiamo il segnale di fine e possiamo accelerare sino a 90 km/h, limite standard per le strade extraurbane secondarie come questo tratto della statale 125 orientale sarda. Adesso ci dirigeremo verso il centro abitato della città di Olbia. Unica cosa da notare è che ovviamente quando è stato imposto il limite di 30 km/h è stata apposta una segnaletica verticale che riporta limite di 30 km/h su tutto il territorio comunale, che a mio avviso è una segnaletica errata, in quanto il territorio comunale di Olbia è molto esteso e per la maggior parte non è nemmeno urbanizzato, quindi il
Il limite di 30 km/h vige semmai nell'ambito urbano, ma non su tutto il territorio comunale, anche perché in questo momento siamo comunque nel comune di Olbia, ma essendo questa una strada statale non urbana, ovviamente non vige il limite di 30 km/h. Ad ogni modo ci riaggiorniamo tra circa 3 km quando entreremo dentro l'ambito urbano della città di Olbia. Ecco che stiamo passando in questo momento il chilometro 312, siamo nei pressi dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, meno di 1 chilometro ad entrare nell'ambito urbano della città. Come detto prima, giugno 2021, quando è stata istituita la zona di 30 km/h in tutto l'ambito del territorio urbano della città di Olbia e delle frazioni. Dovete sapere che questa è un'iniziativa rispetto alla quale l'amministrazione comunale si è enormemente vantata, la definisce insomma un'iniziativa, un'opera di civiltà che ha contribuito ad aumentare enormemente la sicurezza delle strade, a ridurre l'inquinamento e a dire dell'amministrazione comunale ai cittadini che inizialmente non erano troppo contenti rispetto a questa iniziativa, adesso sono invece i primi sostenitori. Io, per quella che è la mia esperienza personale, non ho notato diciamo tutta questa aderenza al rispetto del limite da parte dei vari automobilisti che si incrociano lungo le strade, però insomma queste sono considerazioni personali. L'obiettivo di questa guida è semplicemente testare i nuovi 30. Intanto siamo entrati già nel territorio urbano, io sono, attenzione, a 50 km/h, quindi è necessario ridurre a 30. Io ribadisco il concetto che andare a 30 km/h in strade anche solo a medio scorrimento è un'operazione veramente difficile. In questo momento siamo a 37, cerchiamo di mantenerci entro i 35, che comunque è la velocità soglia per non ricevere eventuali contravvenzioni. Vedete che la segnaletica orizzontale è presente in moltissimi punti, però sono di nuovo oltre i 40 km/h, è veramente difficile, anche perché le macchine dietro sono molto attaccate e quindi questo crea una sorta di stato d'ansia che ti spinge ad andare un po' più veloce. Quindi quando si parla di sicurezza rispetto al limite dei 30 km/h in ogni via della città indiscriminatamente, in realtà secondo me non è propriamente vero, perché andare molto piano non è sempre sinonimo di sicurezza. Tanto sono sempre tra i 35 e i 45 km/h, ribadisco, molto difficile rispettare costantemente il limite di 30 km/h. Noi ci proviamo. Attenzione a queste motocarrozzette. Intanto ci stiamo avvicinando in questo momento al più grande imbuto creato nella viabilità della città, che questa opera di questa amministrazione comunale, o meglio della scorsa, però il sindaco era lo stesso. Prima era presente uno svincolo a rampe indipendenti, insomma, che era anche abbastanza funzionale, andava semplicemente migliorato. Hanno deciso di toglierlo per creare questo enorme rotondone che rappresenta solamente un imbuto. Poi dovete considerare che in questo momento vedete il traffico di un normale giorno feriale di gennaio, ma questa città nei mesi estivi conta numerosissime presenze che triplicano la popolazione locale, e le strade sono fortemente sottodimensionate per gestire quella mole di traffico. Intanto siamo su una delle pochissime strade che è rimasta con un limite di 50 km/h, come potete vedere sulla destra, quindi anche la segnaletica, insomma,
impone il limite dei 30 km orari su tutto il territorio comunale risulta ancora di più errata. Tanto ci stiamo dirigendo verso la parte centrale della città, siamo a 50 km orari, che è senz'altro il limite più ragionevole da tenere nelle aree urbane di qualsiasi città. Poi siamo tutti d'accordo che magari nelle vie più strette, nei centri storici, si possa adottare anche un limite di 30 km orari, però probabilmente a quel punto bisognerebbe semplicemente limitare fortemente la circolazione agli autoveicoli. Se bisogna fare un passo avanti lo si fa insomma in maniera drastica. Adesso ci addentriamo un attimo nella viabilità urbana della città, giusto per constatare anche il livello e la condizione della manutenzione delle vie cittadine. Come potete vedere, sostanzialmente la viabilità secondaria urbana non è nient'altro che un insieme di strade tutte rattoppate. Probabilmente il limite dei 30 km orari, visto che magari qualcuno in comune ha un po' la coda di paglia, è stato imposto anche date le cattive condizioni delle strade. Comunque qua ci stiamo mantenendo entro il limite, ma stiamo comunque procedendo a 30 km orari. Sono appositamente passato in qualche via secondaria proprio per mostrare poi che prima di mettere i 30 km orari su tutto il territorio comunale e vantarsi poi di questa iniziativa come se fosse la rivoluzione della sicurezza stradale, forse insomma ci sono tante cose su cui bisognerebbe intervenire. Tal proposito vi faccio vedere in sovraimpressione anche questa immagine. Vi ho citato prima la spiaggia di Porto Istana, una delle più belle di tutta la Sardegna. Ebbene, queste sono le condizioni in cui spesso questa spiaggia riversa nella stagione invernale, in quanto questo è vero a tutti i livelli, essendo Murta Maria la frazione di un territorio molto grande. È tipico per tutti gli enti amministrativi trascurare fortemente le periferie e pensare solamente insomma al centro delle città e dei comuni. Quindi nella stagione invernale tutte le frazioni vengono fortemente trascurate. Qua siamo su una sopraelevata di collegamento, anche qui il limite dei 30 km orari, quindi dobbiamo attenerci a questo limite. Ovviamente in realtà sto procedendo a 35 che è comunque tollerato per non prendere contravvenzioni, però è una velocità veramente bassa, soprattutto su una strada di questo genere dove comunque pedoni non se ne dovrebbero incontrare. Bisogna sostanzialmente alzare continuamente il piede dall'acceleratore, altrimenti è inevitabile oltrepassare questa velocità. Tra l'altro amministrazione comunale di Olbia che si vanta enormemente dell'imposizione di questi 30 km orari, perché in 2 anni e mezzo non è mai riuscita a far parlare di sé, arriva a Bologna e scoppia il caso a livello nazionale. Corso Vittorio Veneto. Qui sentite numerosi dossi e sobbalzi che caratterizzano il manto stradale di queste vie.
Naturalmente lo stop per le biciclette è un optional. Qua diciamo che i 30 orari li teniamo se vogliamo preservare sospensioni e gomme. Stiamo gradualmente allontanando dalla parte centrale della città. Ancora qualche chilometro in questo video sino a raggiungere la circonvallazione ovest. Magari più avanti realizzeremo un video ad hoc più tecnico sull'implementazione di questo limite di 30 km/h nelle aree urbane. Tanto vorrei sapere voi cosa ne pensate, insomma, di questa norma che ormai è sul tavolo di molti comuni in Italia, se ha veramente un'utilità, se è solamente una mossa di propaganda per insomma dare l'idea superficialmente di interessarsi alla sicurezza stradale, al miglioramento delle condizioni della viabilità, ma poi è semplicemente una pezza, perché le amministrazioni comunali non hanno né le risorse finanziarie né magari anche le competenze per poter risolvere effettivamente i problemi delle viabilità nei vari comuni in Italia. Tanto qui non fosse altro, per i veicoli che ci precedono riusciamo a rimanere entro il limite dei 30 km/h. Che il veicolo che ci precede in realtà ha già sorpassato, perché sono io a 35 in questo momento. Una cosa che ho notato, questa è la prima volta che provo effettivamente a viaggiare a 30 km/h, bisogna continuare a controllare il tachimetro, perché io non sono in grado di andare agevolmente sotto i 30 km/h, perlomeno in una strada di questo tipo, dove comunque ragionevolmente si può viaggiare almeno a 50, diciamo a 50 è comunque una velocità di sicurezza più o meno in ogni ambito di un territorio urbano, magari appunto escluse le vie del centro storico. Stiamo per uscire dal territorio urbano della città di Olbia. Come vedete abbiamo ancora il limite dei 30. Sono a 37 in questo momento. L'ospedale nuovo della città di Olbia sulla destra. Stiamo per prendere la circonvallazione ovest. Ecco, fine limite 30, sono già 45 per dire, nemmeno me ne ero accorto. E usciamo quindi dal territorio, dall'ambito urbano della città di Olbia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate del limite di 30 km/h. Olbia, primo comune in Italia, giugno del 2021 ad aver adottato il limite dei 30 km/h. Adesso vedremo gli sviluppi
di questa questione riguardo il comune di Bologna e altri comuni in Italia, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne sapete, anzi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video, ricordate come sempre, drive safe.